panoramica del mercato del lavoro a Vicenza stilata dalla CISL provinciale, che fotografa uno squilibrio tra lavoratori e lavoratrici. Il tasso di occupazione dell'uomo a Vicenza, in provincia di Vicenza, è del 73%, il tasso di occupazione femminile è del 53%, quindi abbiamo quasi una donna su due che lavora e questo è un dato davvero preoccupante. Tra i punti analizzati, quello relativo alla perdita di lavoro, tra il 2019 e il 2020 il tasso di occupazione complessivo in Veneto diminuisce di 2,3 punti. Analizzando la situazione per genere si nota che quella maschile cala di 1,5 punti e quella femminile di 3,2, dato che a Vicenza è leggermente migliore. Abbiamo visto nel periodo pandemico che le donne perdono quasi più del doppio degli uomini i posti di lavoro, quindi in periodo di difficoltà le donne sono sicuramente più fragili anche per la tenuta del proprio posto di lavoro. Fragilità del posto del lavoro femminile evidenziata anche dalla disparità retributiva, il cui gap aumenta soprattutto dopo i 30 anni. Questa problematica di reddito, di differenza di reddito importante che c'è in provincia di Vicenza, si riverbera poi nel periodo pensionistico, quindi l'accesso alla pensione, con una differenza di pensione dal punto di vista di valore molto rilevante fra uomo e donna.